risposta molto dura della polizia. La messa di Pentecoste, il primo Regina Coeli di Papa Francesco dalla finestra del suo studio. Il pontefice invita a reagire alla tragica carestia di speranza provocata dalla pandemia. Si lavori per eliminare le disuguaglianze, si investa su salute e lavoro. Ignazio Ingrao. Dopo quasi 3 mesi, l'abbraccio dei fedeli a Francesco. Il Papa si affaccia dalla finestra del suo studio per recitare il Regina Coeli. Oggi che la piazza è aperta, possiamo tornare. È un piacere. Bergoglio chiede decisioni urgenti dei governi dopo la pandemia, sul lavoro, l'eliminazione della povertà, la salute. Curare le persone, che sono più importanti dell'economia. Invita a pregare in silenzio per quanti hanno dato la propria vita lottando contro il coronavirus. Medici, volontari, infermieri. L'umanità, raccomanda il Papa, deve uscire da questa crisi più unita, non più divisa. Unita contro tutte le pandemie, quella del virus, ma anche la fame e le guerre, aggiunge in un messaggio inviato alla Chiesa anglicana. Nella solennità della Pentecoste celebra la messa nella Basilica di San Pietro. Ci troviamo nella carestia della speranza. I peggiori nemici per ripartire, avverte il pontefice, sono il narcisismo, il vittimismo e il pessimismo. Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi. Cadono i confini tra le regioni, da mercoledì sarà